di contagi in Veneto. Zaia, siamo preoccupati, stiamo entrando in una fase critica della stagione, ma la situazione degli ospedali è sotto controllo. Oggi al via intanto la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Saranno curati con gli anticorpi monoclonali alcuni dei turisti giunti dalla Grecia a Venezia a bordo di un pullman, vaccinati e risultati tutti positivi al Covid. Il lavoro della task force che vede insieme tecnici del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione impegnata nella battaglia contro il Prošek. Prima degli scontri a Padova un pranzo dal menù veneto, canzoni popolari e chiacchiere sull'economia e i dettagli della visita di Bolsonaro ad Anguillare, il racconto del consigliere regionale leghista Sandonà. Pretendeva cibo e bevande gratis dai titolari di bar e ristoranti, minacce gravi se non avessero obbedito. 46enne pregiudicato arrestato dai carabinieri. 18enne aggredito e picchiato da una decina di persone fuori da una serata in discoteca di Bassano del Grappa, caccia ai responsabili. Marco Paolini venerdì a Belluno per il 30ennale della morte di Tina Merlin. Al Teatro Comunale venerdì ospiterà l'evento per riflettere sull'importanza dell'informazione come strumento di democrazia e crescita civile. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, il punto del governatore Zaia sulla situazione contagi e vaccinazioni in Veneto stamane a Palazzo Balbi. Siamo moderatamente preoccupati perché comunque vediamo i dati, è un granellino al giorno, ma noi vogliamo vedere la regressione dell'infezione, no 2-3 al giorno in più. Anche in Veneto, come nel resto d'Italia, tornano a salire i contagi, a fronte però di un intenso lavoro dal punto di vista dello screening, arrivando anche a 120.000 tamponi al giorno. Oggi abbiamo una situazione che è sotto controllo dal punto di vista ospedaliero. È quanto emerso nell'odierno confronto con i direttori generali delle ULSS venete, ai quali è stato chiesto dal presidente Zaia di accelerare sulle dosi booster per gli ospiti delle RSA e per le altre categorie fragili. Ad oggi sono 110.000 le terze dosi somministrate, che interessano il 70% degli anziani nelle case di riposo. Consideriamo di fare il giro di boa sulle RSA intorno al 9, 8, 10 di novembre. Stiamo per affrontare dal punto di vista stagionale una fase critica, ha sottolineato Zaia, per questo accelerare sulle terze dosi è fondamentale, anche alla luce dei dati presentati dall'assessore Lanzarine che arrivano dalle RSA. Se il bollettino di giovedì scorso vedeva tra i 30.000 ospiti 28 positivi, oggi se ne contano 98, a pesare i cluster in una struttura di conserve e in un IPAB di Vicenza. Intanto Zaia invita la comunità scientifica a livello nazionale ad un ragionamento sull'opportunità o meno di un test sierologico che verifichi la carica anticorpale dei cittadini. Analisi che deve tener conto, spiega il governatore, di un problema logistico legato ai costi, ma non solo. Il primo tema è la comunità scientifica nazionale, il CTS, ISS e il Ministero della Salute. Cosa ci dice rispetto a questo? Perché giustamente molti cittadini avanzano questa istanza. Oggi intanto è scattato il D-Day dei vaccini, al via infatti la campagna anti-influenzale con il vaccino che potrà essere somministrato contemporaneamente alla terza dose del siero anti-Covid, sia negli hub vaccinali sia dai medici di medicina generale. Mentre è stato raggiunto a livello nazionale un accordo con le farmacie per la somministrazione dell'anti-influenzale. Faranno quelli a libero mercato, nel senso anche altre persone che vogliono vaccinarsi possono andare in farmacia, acquistare l'anti-influenzale e possono farlo direttamente in farmacia. Incalzato poi dai giornalisti, Zaia fa un'ultima considerazione sulla giornata padovana di ieri del presidente del Brasile Bolsonaro e le conseguenti polemiche. Stiamo parlando della visita di un capo di Stato che ha tutte le connotazioni di un tour privato, sottolinea il governatore. Non siamo noi chiamati a celebrare i processi, soprattutto quando riguardano fatti di altri paesi. Trovo, secondo me, poco edificante che si dia uno spettacolo come quello che si è visto ieri. Io dico, bene, sto signore ha dei problemi nel suo paese, se la vedrà col suo paese, ma non siamo noi chiamati a celebrare o decidere se ha torto lui o ha ragione lui. Saranno curati con gli anticorpi monoclonali alcuni dei turisti giunti dalla Grecia a Venezia a bordo di un pullman, vaccinati e risultati tutti positivi al Covid. È il terzo giorno che abbiamo presso le nostre strutture ricoverato i soggetti che erano nel pullman che venivano dalla Grecia. Sono in totale 26 persone, di queste 24 dopo il test molecolare sono positivi, quindi posti in isolamento, 2 che erano contatti all'interno del pullman sono quindi in quarantena. Tutti
tutti contagiati e vaccinati con doppia dose, eccetto 2 che fanno parte dei 4 pauci sintomatici con lievi sintomi. L'intervento dell'Ulstre per contenere ulteriori contagi è stato tempestivo. 8 di loro sono stati sistemati nei Covid Hotel, 16 nell'ospedale di comunità di Noale, 2 nel reparto di pneumologia di Dolo. È fondamentale capire la dinamica che ha portato a questo tipo di positività. Qui non si tratta di una relazione, di un contatto breve, di un pranzo assieme, di momenti anche ravvicinati ma brevi. Qui siamo di fronte a un caso di un pullman che è stato per 5 giorni in tour tra l'Italia, molto poco, ma soprattutto la Svizzera, e in cui queste persone hanno vissuto di fatto tutto il tempo insieme. Oltre al fatto che, tranne pochi casi, sono comunque soggetti di un'età intorno ai 50-60 anni, ecco, quindi non ragazzini, non ragazzi giovani. La microbiologia ci ha dato un'indicazione proprio qualche ora fa che c'è una carica virale di un certo rilievo, per cui sarà possibile fare un sequenziamento tecnicamente importante, insomma è rilevante. Come rilevante è un altro aspetto. Entro i 5 giorni i 3-4 casi un po' più sintomatici sono stati processati per l'effettuazione della terapia con gli anticorpi monoclonali. Il pullman è giunto ad Ancona dalla Grecia su nave per poi dirigersi a Milano, in Svizzera, in Belgio e alla fine a Venezia. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulstre ha preso contatti con le varie autorità per favorire eventuali indagini epidemiologiche nelle altre località. Riuscire a intervenire per tempo è stato fondamentale, visto il sovraffollamento di turisti in città con oltre 95.000 presenze nel fine settimana. Gestire un numero così elevato, così impatto importante, non è una cosa così semplice, soprattutto nel giro di 4 ore essere riusciti a chiudere la partita collocando le persone in sicurezza e quindi mettendo in sicurezza i loro possibili contatti, insomma, ecco. Al via la campagna di vaccinazione anti-influenzale, l'Ulsotto Berica oggi ha presentato il piano. Siamo al via della campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. Quest'anno riveste sicuramente un aspetto di maggiore importanza, anche se lo è sempre stata importante, proprio per la convivenza del virus influenzale con il virus del Covid. Quindi messaggio a tutti di vaccinarsi. Sono oltre 140.000 le dosi di vaccino anti-influenzale prenotate dall'US Berica. Il piano quest'anno prevede un fronte parallelo di somministrazioni, da una parte i medici di medicina generale, dall'altra i centri di vaccinazione di popolazione distribuiti sul territorio. Se fosse necessario potrebbero essere coinvolti in un secondo momento anche le farmacie. La vaccinazione è gratuita per le categorie considerate a rischio, a partire dai cittadini di età superiore ai 60 anni, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e agli adulti con fragilità accertate. L'anno scorso abbiamo vissuto un periodo di massima restrizione in cui esisteva ancora la paura del Covid. Si rispettavano le regole, il distanziamento, il lavaggio delle mani, utilizzare la mascherina, non assembrarsi. Diciamo che quest'anno, in questo momento, c'è un maggior lassismo, quindi mi aspetto qualcosa di più. Tant'è che l'anno scorso non abbiamo avuto picchi influenzali. Altra novità quest'anno, la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-Covid contestualmente alla vaccinazione anti-influenzale. Via libera dunque la possibilità di ricevere una terza dose anti-Covid. L'US Berica, visto anche l'andamento dello scorso anno, si pone obiettivi ambiziosi. Il nostro obiettivo è quello di superare le percentuali che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Se parliamo del personale, che erano comunque percentuali molto elevate, se parliamo del personale sanitario dovremmo superare il 40,7%. Per i soggetti ultra 65 anni dobbiamo superare il 67% e per i sessantenni il 55%. Si è chiusa a Venezia con un'importante riunione il lavoro della task force che vede insieme tecnici del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione impegnata nella battaglia contro il Prosek.
cercheremo di smontare appunto tutte le indicazioni che sono state indicate appunto dalla Croazia. L'Italia avrà tempo fino al 20 novembre per preparare e presentare il proprio dossier sulla vicenda Prosecco-Prošek croato. In vista di questo appuntamento è stato creato un gruppo di lavoro che riunisce tecnici delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, del Ministero dell'Agricoltura e dei consorzi che daranno una lettura giuridico-burocratica del Prosecco, ma anche un'analisi storica delle radici del vino. I primi documenti infatti risalgono al lontano 1382. Fa vedere che la città di Prosecco, prima di Trieste, da allora si chiamava Prosec. Quindi è la dimostrazione, la prova provata, che il toponimo che ha dato la riserva del nome al Prosecco nel 2009 è lo stesso toponimo che ci dice che si chiamava anche Prosec. Presente alla riunione anche il sottosegretario Centinaio, che ha spiegato come l'Italia voglia battersi per la tutela del Prosecco, ma anche delle altre 830 denominazioni protette. Nel momento in cui l'Europa accetta di iniziare un percorso anche giudiziale, Luca, penso, sulla questione Prosec, non rende merito al lavoro che viene fatto dai nostri territori. Una battaglia che, sottolinea il sottosegretario, non riguarda solo l'Italia ma molti altri paesi europei e i loro prodotti tipici. Nel momento in cui si apre una questione di questo tipo, si apre una falla o si potrebbe aprire una falla a quello che è il sistema delle denominazioni. È una questione nazionale, spiega Centinaio, e per questo il presidente della Commissione Agricoltura al Senato, Vallardi, ha chiesto l'intervento del presidente del Consiglio Draghi. Il nostro Premier deve diventare un po' il nostro portavoce in Europa. Una storia, quella del Prosecco, che ha radici antichissime fino ai nostri giorni, nel 2009, quando ha ottenuto la riserva del nome, e 10 anni dopo con il riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Non possiamo pensare che se l'UNESCO riconosce le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, poi l'Europa invece disconosca quanto è stato riconosciuto dall'UNESCO. Un pranzo veneto, canzoni popolari e chiacchiere sull'economia. Ecco i dettagli della visita del presidente Bolsonaro ad Anguillara Veneta. A Padova si dialoga con tutti, abbiamo visto che le istituzioni sono aperte, diciamo, un dialogo con tante parti che non la pensano esattamente come loro, ma ci siamo trovati di fronte a un muro nei confronti di Bolsonaro e di ben 5 ministri che si sono presentati per una giornata intera a Padova, fra cui il ministro dell'economia del Brasile con cui ho conversato ieri, e che era un'occasione anche per potersi incontrare con i rappresentanti istituzionali, ma anche i rappresentanti delle categorie economiche e alcuni rappresentanti di grandi industrie padovane che hanno grossi interessi in Brasile. Un'occasione mancata da parte delle istituzioni che hanno disertato l'incontro col presidente del Brasile, Bolsonaro. La pensa così Luciano Sandonà, il consigliere leghista presente a titolo personale al pranzo organizzato ad Anguillara per il presidente del Brasile. Un banchetto a base di prodotti tipici come il baccalà, il musso, il ragù d'anatra e le patate dolci di Anguillara, pietanze molto gradite da Bolsonaro che, a detta di Sandonà, si è emozionato e commosso nel ricevere la cittadinanza. Ad allietare il pranzo il tenore Francesco Grollo, che ha cantato anche Mamma, canzone cara al presidente brasiliano. Bolsonaro voleva assolutamente venire a Padova a ritrovare le radici da cui partirono i suoi avi proprio da Anguillara, ed è legatissimo anche con Sant'Antonio come tantissimi brasiliani. Gli ho parlato semplicemente di grandi legami che ha il Veneto col Brasile, dove sono immigrati centinaia di migliaia di nostri connazionali a partire dal 1880 e che sono recati in Brasile, hanno fatto la fortuna della nazione, del Brasile, ma anche la loro fortuna. Sandonà ha parlato con Bolsonaro e, pur non condividendo le sue posizioni sul Covid, ritiene che sia necessario per la politica allacciare relazioni con paesi importanti come il Brasile. Sicuramente le posizioni di Bolsonaro in tema di Covid sono discutibili, non mi trovano d'accordo, ma era un'occasione di dialogo e sicuramente di poter vedere alcune posizioni, diciamo, in certe determinate materie. Per esempio in Brasile è un paese molto complesso, il lockdown totale come c'è in Italia non si sarebbe potuto sicuramente fare perché avrebbe causato dei milioni di morti per fame. E gli stessi morti che ci sono stati in Brasile purtroppo sono stati in tutti in Sud America.
E continuiamo a parlare della visita di Bolsonaro perché violenti scontri sono scoppiati in Prato della Valle. La polizia, dopo le cariche, ha disperso i manifestanti con gli idranti, denunciata una 19enne. Manifestanti, ci sono tutti i centri sociali del nord-est in Prato della Valle per contestare l'arrivo di Bolsonaro al Santo. Fin dal primo pomeriggio si percepiva alta la tensione. Il presidente del Brasile rappresenta tutto ciò contro cui loro si battono, le sue discusse scelte in tema di ambiente, le politiche di estrema destra, le sue posizioni contro gli omosessuali. Intorno alle 16 manifestanti si compattano cercando di entrare in via Belludi, la strada che porta al Santo. I reparti della polizia partono con la prima carica. Durante gli scontri una ragazza di 19 anni viene fermata dalla Digos. La ragazza con precedenti specifici viene rilasciata poche ore dopo, denunciata per resistenza pubblico ufficiale e travisamento. Dopo 2 cariche della polizia arrivano anche gli idranti per dispendere i manifestanti che, bagnati, improvvisano un breve corteo in città che si scioglierà in pochi minuti. In parte però riescono nel loro intento. La visita al Santo di Bolsonaro verrà posticipata alla sera, quando le porte della Basilica si chiudono. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la cronaca. Migliorano le condizioni di salute di Ferruccio Bosello, 84enne, che sabato ha tentato di togliersi la vita dopo aver soffocato con un cuscino la moglie malata. Il pubblico ministero Marco Peraro ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto di Ferruccio Bosello, 84 anni, il pensionato che sabato all'alba ha ucciso soffocandola la moglie Natalina Milani, di 81 anni, da tempo gravemente malata di Alzheimer, nella loro casa di Cadoneghe. Verrà affidato anche l'incarico al medico legale che effettuerà l'autopsia sulla salma, ancora sotto sequestro all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Bosello resta piantonato in ospedale e non ha potuto avere colloqui coi figli. Le sue condizioni sono migliorate. L'uomo, dopo aver ucciso la moglie, si era inferto diverse coltellate all'addome e al torace con 2 coltelli, un gesto che i familiari mai avrebbero ipotizzato riuscisse a compiere. Bosello non aveva condiviso con nessuno la sofferenza nel vedere la moglie, con cui era sposato da più di 50 anni, allettata e in gravi condizioni di salute. Ci spostiamo ora nel Trevigiano. Mesi e mesi di vessazioni e minacce. Un 46enne pregiudicato era diventato il terrore di baristi e ristoratori a Quinto di Treviso. I carabinieri lo hanno arrestato. Un vero incubo, tanto che diversi commercianti avevano già paventato l'ipotesi di vendere il locale e andarsene. Conosciuto in paese, di lui avevano paura tutti. Pregiudicato, aveva preso di mira, e non era la prima volta, bar e ristoranti di Quinto. Minacciava e vessava gli esercenti per farsi consegnare cibo e bevande, fino a quando le vittime, esasperate, si sono rivolte ai carabinieri. Violento, cattivo, entrava nei locali, pretendeva alimenti e bevande, poi minacciava i titolari. Non solo. Tutti erano terrorizzati dai comportamenti violenti, vessatori, intimidatori che l'uomo era solito tenere quando entrava nei locali della zona. Bar e ristoranti tenuti praticamente sotto scacco dalle insistenti minacce di distruggere tutto e di fare del male a chiunque. Ordinava di tutto, consumava e poi pretendeva di andarsene senza ovviamente pagare. Per mesi ha tenuto sotto scacco i titolari di bar soprattutto, ma anche ristoranti. Atteggiamento intimidatorio e provocatorio diretto anche agli avventori, clienti abituali che non entravano più nemmeno nei locali in presenza dell'uomo. Un danno doppio per gli esercenti. L'uomo, 46 anni, residente proprio a Quinto ed ora agli arresti domiciliari, non è nuovo a questi atteggiamenti.
del tutto refrattario ai rigori della legge, indifferente al provvedimento del questore di Treviso che gli vietava l'accesso nei locali pubblici della zona e i numerosi interventi delle forze dell'ordine, continuava imperterrito a frequentare i locali allo scopo di costringere i gestori e i clienti di bar e ristoranti ad offrirgli consumazioni di alcolici ed alimenti senza pagare. Dopo la denuncia ai carabinieri ed il racconto delle vittime, immediatamente sono scattate le indagini. I carabinieri di Zero Branco, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, sono riusciti a fare breccia nei comprensibili timori delle parti offese, raccogliendo numerose denunce e testimonianze che hanno consentito di comporre un quadro accusatorio chiaro e circostanziato. I militari, con il coordinamento della Procura della Repubblica Trevigiana, hanno documentato il regime di vita vessatorio cui erano sottoposte le vittime. Ieri, per il 46enne, sono scattate le manette, deve rispondere di estorsione continuata. L'incubo è finito. Ed ancora cronaca, 18enne aggredito e picchiato da una decina di persone fuori dopo una serata in discoteca a Bassano del Grappa, caccia ai responsabili. È successo alla fine di una serata che doveva essere una serata di divertimento, di festa, di rinizio da una vita normale, e si è conclusa con un ragazzino, una appena maggiorenne, finito in rianimazione, fortunatamente senza pericolo di vita. Disagio sociale, lockdown e cultura della violenza, in aumento i fenomeni di aggressione fra giovanissimi. Un 18enne è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di 10 suoi coetanei e più giovani all'uscita della discoteca Live di Bassano nella notte di domenica 31 ottobre. Le motivazioni che hanno spinto i giovani ad aggredire il ragazzo sono al vaglio della polizia. L'aggressione è avvenuta sulla strada adiacente al di fuori del parcheggio del locale dopo che questo era stato chiuso. Il nostro personale di sicurezza, insieme appunto al pronto intervento, va a verificare cosa stava succedendo, e in questa colluttazione tra più soggetti e più persone trovano un ragazzo a terra che viene appunto seguito, rincuorato e protetto. Il Live aveva organizzato un'ospitata speciale per questo lungo weekend di Ognissanti. L'ospite in questione è stato il rapper Baby Gang, noto per i suoi testi spinti che spesso possono incitare alla violenza. In mezzo a tantissimi ragazzi ci possono essere delle altre persone, altri ragazzi che in realtà invece vogliono proprio provocare una insicurezza, un'inquietudine. All'interno dei nostri spazi fortunatamente la gente viene per cantare, per ballare, per stare bene. E proprio in merito a questo fenomeno di baby bullismo in aumento, il dirigente del commissariato di polizia fa un appello. Il divertimento sia finalizzato a stare insieme, a conoscere persone nuove e non finire fortunatamente in una quasi tragedia. Marco Paolini e la giornalista Floriana Bulfon per il trentennale dalla morte di Tina Merlin. È quasi tutto esaurito il Teatro Comunale di Belluno, che venerdì ospiterà l'evento per riflettere sull'importanza dell'informazione come strumento di democrazia e di crescita civile. L'intento è dimostrare quanto e come la libertà di stampa e la professionalità nell'esercizio del giornalismo siano determinanti all'interno di una società che voglia dirsi democratica e inclusiva, e Tina Merlin rimane tuttora un punto di riferimento con le sue battaglie sempre dalla parte della gente. Dare voce e ascoltare. E ascoltare, sentire anche empaticamente difficoltà, dolori, aspettative di questa gente, e poi scrivere anche di ciò che i giornali all'epoca normalmente non scrivevano. L'evento di venerdì prossimo alle 10:30 al Comunale di Belluno. Tina Merlin, giornalista d'inchiesta, oggi presidio di verità, libertà e giustizia, è stato voluto dalla provincia di Belluno, dal comune di Longarone su proposta del Sindacato Giornalisti del Veneto e della Federazione Nazionale della Stampa, cui hanno aderito la Sostampa Bellunese, Articolo 21 Veneto, l'Associazione Culturale Tina Merlin e scuole in rete. Proprio gli studenti raccoglieranno il testimone della giornata partecipando a un concorso che li vedrà impegnati per tutto l'anno scolastico. I ragazzi saranno così stimolati a fare dei piccoli articoli di indagine e di inchiesta
guardandosi attorno e poi questi lavori verranno premiati durante il meeting delle scuole in rete, quindi proprio a conclusione in qualche modo del nostro percorso di quest'anno. Al Comunale arriverà Marco Paolini, autore della memorabile orazione civile sulla strage del Vajont. Con l'attore sul palco si alterneranno Adriana Lotto, presidente dell'associazione Tina Merlin, la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon, il coordinatore di Scuola in Rete Franco Chemello e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Giuseppe Giulietti. E con questo evento si vuole invece portare all'attualità quella che è la straordinaria professionalità, ma anche i straordinari valori che questa figura giornalistica aveva, ovvero il valore soprattutto della verità e della giustizia e del punto di vista di chi arriva sempre dopo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Dopo una breve tregua dal maltempo, mercoledì 3 novembre una nuova perturbazione si affaccia sull'Italia, portando diffusa instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nebbie sparse fino all'alba, poi in dissolvimento al mattino. Piogge via via in aumento nel corso della giornata, a partire dai monti e a seguire un po' dappertutto. Nel pomeriggio rovesci anche intensi con accumuli crescenti andando dalla costa alle zone pedemontane e montane. Temperature in lieve calo, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tempo variabile con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente potranno essere anche forti. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, piogge dappertutto sin dal mattino. Attenzione a fenomeni anche di una certa intensità. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.